Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale di Telefriuli dedicato al motorsport. Nella prima parte del programma avremo l'intervista in collegamento assieme a Cesare Zamarian, il presidente del Motoclub Sabbiadoro, che ci racconterà quello che sarà l'evento del 6 di novembre con l'Enduro Country di Lignano. E poi nella seconda parte con noi avremo Marco e Marino del Torre, ovviamente focus anche sulla A112 Abarth. Ma prima partiamo perché le immagini che stiamo vedendo si riferiscono all'appuntamento dello scorso fine settimana con il Rally Due Valli di Verona, valido per il campionato italiano assoluto Rally Sparco 2022, dove il pilota Andrea Crugnola con il navigatore Pietro Ometo sul Citroën Racing C3 Rally 2 si sono laureati campioni italiani assoluti. C'è anche un po' di Friuli Venezia Giulia in questa vittoria grazie alla gestione del programma sportivo di Crugnola e Ometo da parte del friulano Luca Vicario e del triestino Christian Marsic, perciò complimenti anche a loro, a Luca e Christian, per questa affermazione. Buonasera Cesare Zamarian, presidente del Motoclub Sabbiadoro, benvenuto. Buonasera Marco, grazie dell'invito alla tua trasmissione. Allora, partiamo da quello che è la vostra attività. Il Motoclub Sabbiadoro ha un palmarès prestigioso per quanto riguarda gli eventi motoristici organizzati in questi anni. Voi volete dare così continuità, iniziando tra l'altro da quello che sarà un evento a carattere triveneto, però così iniziando a piccoli passi volete ritornare piano piano ai fasti di un tempo, immagino, Cesare. Guarda, sarebbe veramente il nostro obiettivo. Comunque, come dici tu, andiamo a piccoli passi. Abbiamo riproposto diciamo la gara a 4 ore a coppie e vedo che c'è molto interesse per il 6 novembre. Beh, tra l'altro in un tracciato, Cesare, permettimi di dirlo, prestigioso, perché lì hanno corso i più forti piloti al mondo in una prova che voi utilizzerete come prova unica, mi sembra proprio lì del Luna Park di Lignano Sabbiadoro, che fu un posto prestigioso negli assoluti d'Italia quando vennero a correre veramente alcuni tra i piloti più forti al mondo, dei campioni del mondo, perciò questo tipo di tracciato ha prestigio, perciò può attirare anche degli appassionati, così come anche degli appassionati ad assistere alle gesta di questi piloti che si sfideranno, mi sembra, in una enduro country, perciò 4 ore a coppie. Esatto, sì, il tracciato diciamo è il medesimo dell'ultimo campionato italiano che è stato svolto oramai nel 2017, quindi ben 5 anni or sono. Verranno fatte comunque delle modifiche per renderlo ancora più scorrevole, alla portata anche di tutti soprattutto. E niente, comunque sempre zona Luna Park, Savignano Sabbiadoro. Già ci sono i link sulla nostra pagina Facebook e diciamo sui social e speriamo che sia una bella giornata soprattutto. Ecco. Ecco, una prova perciò di enduro country. Grosso modo quanti saranno i metri di gara, lo svolgimento, diciamo, di questo percorso che, lo ricordiamo, vedrà i piloti affrontare il tracciato tutti assieme, a differenza di una gara classica di enduro quando ci si misura sul cronometro. Vi invece cambia tutti assieme, a coppie ovviamente, poi ci sarà anche chi fa la gara tutta d'un fiato marathon, perciò cambia rispetto al classico enduro. Cambia soprattutto, innanzitutto, la partenza che è fatta stile Le Mans, quindi con le moto spente, appoggiate diciamo a dei picchetti appositi. Fronte moto sono i piloti, quando il direttore di gara darà lo start, i piloti devono correre per circa una ventina di metri, accendono la moto e poi si parte, diciamo. La differenza sostanziale è che nell'enduro si parte 3 piloti ogni minuto, lì si parte con uno schieramento di partenza dato da una prova di accelerazione che verrà fatta nell'ora prima, diciamo, della partenza,
e quindi partiranno i piloti sulla coppia, un pilota della coppia, e quindi tutti assieme. Questa è la differenza sostanziale. Là non ci sono delle speciali, la gara praticamente si svolge sul circuito ed è a tempo. Ecco, Prime... Cesare, grosso modo il circuito quanto misura a livello di Allora, chilometraggio? siamo sui 6 chilometri. 6 chilometri non sono pochi, eh? No, quindi si cerca, dato che si prospetta un buon afflusso di piloti, dobbiamo tenere conto anche, diciamo, della gestione sia del percorso, quindi del terreno e anche, insomma, a livello di sicurezza, ecco. Però c'è da dire una cosa, è una di quelle classiche che alcuni anni fa riusciva a fine stagione a portare un sacco di piloti a battagliare per diverso tempo e forse è quella che poi ha convinto anche il promoter, la federazione, di dare una chance al vostro motoclub di portare un grande evento a Lignano. Assolutamente, la federazione, soprattutto nella figura del Core SVD, a inizio anno, quando abbiamo avuto l'ok soprattutto dei terreni, perché è da ricordare che i terreni erano stati dati in affitto a privati, quindi con molta pazienza sia del precedente diciamo, presidente sia con il nuovo direttivo, siamo riusciti ad avere i contatti con i proprietari che sono praticamente dei privati e il comune di Lignano Sabbiadoro ha dato veramente ha aperto le braccia per questa manifestazione, quindi ci ha dato anche il supporto logistico che non è una cosa indifferente, insomma. No, assolutamente no, perché c'è bisogno certamente sì di pubblico, c'è bisogno di piloti, ma anche del buoni rapporti con le amministrazioni. Lo ricordiamo, i Sì. motori, che siano quattro o due ruote, sono sempre un veicolo importante, un indotto che crea un movimento economico per ristoranti, hotel, tutto quanto. Perciò bisogna sempre tenere conto, soprattutto in periodi di difficoltà come questi, che i motori poi creano un volano importante. Assolutamente sì, basta ricordare le ultime edizioni a febbraio del campionato italiano, un mese fine febbraio che Lignano ancora dorme nell'inverno, diciamo così, aveva portato un buon numero sia negli hotel sia nei ristoranti che erano aperti in quel periodo. Quindi a novembre, diciamo, si ripete non in ugual misura, ma comunque si ripete questa cosa perché diciamo novembre a Lignano inizia dei mesi invernali, quindi è in stand-by, diciamo, e noi comunque cerchiamo di dare il nostro appoggio anche all'amministrazione per fare degli eventi che si possono prolungare anche a gennaio e febbraio con gli allenamenti in spiaggia, diciamo. Ricordiamo, questa è una gara valida per il Trofeo Triveneto, perciò si giocheranno alcuni, quelli che sono ancora in lizza per portare a casa punti importanti proprio nella gara di Lignano Sabbiadoro, ricordiamo del 6 di novembre. Certo, quest'anno il trofeo si è articolato diciamo, in 3 gare, organizzate al Motoclub Stazzile, San Giovanni in Livenza e il nostro. Spero vivamente per il prossimo anno che diventi un campionato come i vecchi tempi a tutti gli effetti, con qualche gara in più, con qualche motoclub che magari vorrebbe riproporre questa formula 4 ore a coppie e così dare un po' più di importanza anche diciamo, a tutto il campionato. Ecco. Cesare, diamo come riferimento agli amici che ci stanno ascoltando da casa, suggerendo poi gli orari, soprattutto per vivere il clou della manifestazione del 6 di novembre di Lignano. Allora, gli orari diciamo, rispecchiano il tipico orario anche nell'enduro, quindi dalle 7:30 alle 8:30 ci sono le iscrizioni, comunque verifiche e iscrizioni.
Poi abbiamo la prova di accelerazione che è dalle 8:30 alle 9:30 e quindi si andrà al schieramento di partenza che sarà alle 10:30, dato il start per le 2 ore, diciamo, le prime 2 ore. Poi ci sarà un'ora di pausa e riprenderà la gara, diciamo, per le 13:30. Cesare, come iniziative del Motoclub Sabbiadoro, questa che ci hai raccontato sarà solo l'ultima di quelle che avete organizzato in questa stagione, ma soprattutto anche altre iniziative solidali che hanno collegato i ragazzi meno fortunati di noi con i motori. Assolutamente sì. Devo precisare che questa iniziativa della mototerapia è stata, diciamo, voluta dai più giovani all'interno del motoclub e soprattutto dal direttivo dei più giovani. Io ho solo accolto a braccia aperte, è una cosa veramente nuova per me, ma anche per loro, di facilissimo Ecco, lo spieghiamo, un'iniziativa che si è esecuzione. svolta a settembre in occasione della Bike Week proprio di Lignano Sabbiadoro. Esatto, quest'anno è stata il secondo anno che abbiamo riproposto con al camp di Rivignano Teor e La Tisana, questi fantastici ragazzi che sono veramente entusiasti di questa mattina che noi dedichiamo loro e quindi niente, speriamo il prossimo anno di riproporre la formula. Bisogna dire una cosa importante: quest'anno l'iniziativa è stata anche supportata da Rotary Club di Lignano Sabbiadoro e quindi ci sentiamo veramente onorati anche di questa presenza. E da un'iniziativa passata, come ci ha raccontato, a quella che sarà la futura, cioè la gara di Trofeo Triveneto di Enduro Country. Ne abbiamo parlato con Cesare Zamarian, presidente del Motoclub Sabbiadoro. Un buon lavoro, Cesare. Grazie mille Marco, vi aspettiamo numerosi. Siamo assieme a Marco e Marino Del Torre, il primo all'esordio con la 112 proprio alla Cividale Castelmonte. Poi Marino Del Torre ci racconterà un po' quello che è stata l'evoluzione, la ristrutturazione della sua 112. Allora Marco, partiamo da quello che è stato un esordio in una gara che per un friulano, un udinese, conta molto come la Cividale Castelmonte. L'emozione quando abbassi la visiera, calzi i guanti negli ultimi secondi prima del semaforo verde. Guarda, un'emozione fortissima e l'avevamo provata insieme al papà all'Alpi Orientali e poi mi ha ceduto la macchina per fare la Cividale Castelmonte e quindi ho ceduto il posto di guida e l'emozione è altissima seduti prima del semaforo verde, è veramente emozionante per me. Marco, qual è la cosa che ti è piaciuta di più di questa tua nuova esperienza? Sicuramente l'essere arrivato poi in fondo a terminarla con successo, sono stato molto contento di non aver fatto danni, di aver portato la macchina al traguardo, quindi come prima esperienza secondo me è super positiva e da ripetere spero al più presto. Sei un ragazzo giovane che solitamente alla tua età uno si affaccia più su auto di altri tempi, più moderne, però questo è un pezzo di storia, una 112 Amber, qua hanno iniziato a correre veramente tantissimi piloti che poi hanno fatto strada. Beh, la 112 fa parte un po' della famiglia perché ha iniziato il papà a correrci quando ha iniziato lui questa avventura nei rally e quindi è stata poi portata a casa come il primo amore del papà ed è diventato poi anche per me, quindi l'esordio col 112 era una tappa naturale da completare proprio di famiglia. Come ti sei preparato a questa gara? Ma tanti passaggi sul percorso, tanto cercare di imparare la memoria perché la salita non è come il rally che hai le note ma devi imparare il tracciato e consigli del papà, degli amici, dell'autotecnica che ci seguono la macchina e poi mettersi in gioco, semplicemente così, poi alle prove cercare di progredire passaggio dopo passaggio. Sei riuscito a memorizzare i 6 km, 395 metri con tutti i tornanti oppure qualcosa ancora manca? No, l'abbiamo imparata, sapevo bene cosa c'era curva dopo curva, però ovviamente
facendola più volte sarà sempre più esperienza, poi credo che questo sport qui sia fondamentale. Soprattutto nella salita. Ecco, tra le due manche di prova del sabato, lì c'era molto umido, il bagnato soprattutto la mattina, poi i tempi domenica, manche 1 e gara 2 ovviamente sono scesi. Sì, diciamo che il primo passaggio era bagnato perché aveva piovuto tutto il giorno precedente, in più non conoscevo la macchina, è stata la prima volta che ci salivo da pilota, quindi il tempo era necessariamente più alto. Poi piano piano ho preso confidenza, ho abbassato il primo turno di prove di 12 secondi e poi in gara si è spinto un po' di più sull'acceleratore e siamo riusciti a abbassare ancora qualcosa, soprattutto in gara 1 più che in gara 2. Andiamo un po' di caratteristiche di questa A112 che certamente soffre un pochino ovviamente la salita. Sì, sicuramente i cavalli non sono il punto forte della macchina, nel senso che in salita il motore un po' soffre, però è una macchina sincera che è facile da guidare e poi è stata messa a punto, devo dire, da anni di gare, quindi è un gioiellino, è il gioiellino di casa e mi ci sono trovato subito a mio agio. I commenti degli amici quali sono stati? Ma mi hanno fatto tanti complimenti perché comunque era da portare a termine la gara, quindi anche l'esordio sul bagnato non era semplice e niente, fanno tutti il tifo per me. È uno sport che non è proprio così comune in una terra di calcio che è come l'Italia, quindi diciamo che ho tanti amici che mi sostengono. L'appetito vi mangiando però. Assolutamente sì, adesso cerchiamo di fare più gare possibile, più esperienza possibile sia come pilota che come navigatore e vediamo di progredire. A una seconda gara chiaramente già con un minimo di esperienza può cambiare qualcosa. A tuo avviso quali sono le cose che non faresti che hai fatto nella prima gara? Allora, sicuramente l'ansia che c'è prima di partire magari la gestirei in una maniera diversa sapendo già cosa aspetto e poi in realtà no, di positivo c'è che la preparazione va fatta con metodo e credo di aver iniziato un processo in maniera corretta e dovrei cercare di replicarlo e implementarlo facendo esperienza. Tu tecnicamente conosci, diciamo, quelle che sono le fasi di preparazione della vettura oppure sei un puro pilota? Allora, non sono un grande appassionato di motori in senso tecnico, non sono un meccanico, faccio altro, però diciamo che in casa si è sempre respirata quest'aria, qualcosa ne capisco. Non mi definisco sicuramente tecnico per quanto riguarda l'aspetto meccanico della macchina. Marino, un passaggio generazionale però mantenendo l'attrezzo del mestiere, la 112 Abarth. Sì, era doveroso, no? Dopo tanti anni ormai è arrivato il momento di passare il testimone a mio figlio e quindi ho fatto un passo indietro a malincuore perché sai che la passione dei motori è tanta, però era doveroso e Marco vedevo che un po' scalpittava e quindi ho deciso di fargli provare anche a lui quello che ho provato io tanti anni fa quando ho cominciato a correre con questo che è stato il mio primo amore ed è stato poi anche il suo, come diceva prima Marco. La soddisfazione di vederlo correre è veramente tanta, grande emozione e da un po' soprattutto non è stato un esordio facile per lui, quindi dal bagnato a tutte le problematiche che si hanno quando si comincia a correre per la prima volta. Credo che sia una macchina sviluppata negli anni che gli abbia dato soddisfazione, da quello che è stato il suo parere sicuramente è una macchina sincera e propedeutica, ecco, una macchina che consiglio a chi vuole cominciare, chi vuole entrare in questo bellissimo mondo delle corse, delle gare in salita e credo che la 112 sia la macchina giusta per cominciare. Comunque ci avete lavorato parecchio per risistemare la 112. Allora la macchina credo che sia più di 2 anni che ci lavoriamo sopra, ho trovato un gruppo di persone veramente in gamba e
Non a caso sul vetro davanti abbiamo l'Autotecnica Royalese, un gruppo di ragazzi meravigliosi, ognuno per le sue competenze riesce a trovare le soluzioni migliori per quella che è la macchina da corsa. Tutta gente molto preparata, amici che mi hanno aiutato, difatti porto i nomi direttamente sulla carrozzeria, è un modo per ringraziare chi dal carrozziere ai meccanici all'elettricista. Preparare una macchina da corsa non è così facile, quindi avere un team di ragazzi così aiuta molto. Per quanto mi riguarda, ho portato avanti la mia esperienza accumulata negli anni per sapere cosa bisognava fare, dalla preparazione del motore che è stato appunto risvegliato un po' rispetto a prima, a tutte quelle che sono le soluzioni tecniche. Credo che il risultato sia bello, ho voluto mantenere un colore che all'epoca piaceva a tutti i giovani, era la macchina così che tutti volevano avere, e credo la macchina con cui molti hanno iniziato. Leggiamo sempre nelle riviste nomi importanti, da Bettega fino ad arrivare, solo per citare un nome di un friulano che ha vinto l'ultimo trofeo 112, che è Pietro Corredic, che è stato veramente quello che ha portato l'ultimo trofeo in Friuli, appunto con questa macchinetta. Una macchinetta che ha fatto scuola, da lì partivano poi piloti che facevano strada con macchine molto più blasonate, e tutti si sono distinti poi per la scuola che hanno avuto da questo scorpioncino, che è stata proprio l'auto propedeutica per tanti piloti. Poi di A112 Abarth ce n'è diverse, questa però ha qualche cavallo in meno, non è la 70 cavalli perché è un po' più anzianotta. Questa è la prima versione che Carlo Abarth ha elaborato manualmente, quindi è una costruzione artigianale, la 58 cavalli. La A112 58 cavalli. Carlo Abarth prima di altri ha capito il potenziale di questa macchinetta, l'ha voluta portare dai 44 cavalli di serie ai 58 e ha sviluppato appunto il motore di questa macchina. 982 cm3, quindi si corre in classe fino a 1000, non è la 1050 dei 70 cavalli, però anche se ha qualche cavallo in meno, poi la guida, l'assetto, tutto il resto è pressoché uguale. Chiaramente i cavalli nelle corse fanno la differenza, ce ne vorrebbero di più, i cavalli non bastano mai, li facciamo bastare, poi alla fine, sai, il divertimento è quello che poi ci dà la soddisfazione più grande. Un amore indelebile verso il marchio dello Scorpione, ma verso questa vettura per te? Sì, è stato il primo amore, mi sono innamorato quando per la prima volta mi avvicinavo ai rally, ho trovato un amico con cui ho cominciato a correre, Michele Lerussi, mi ha voluto come navigatore, e da lì è stato proprio un amore che è cresciuto sempre di più. Appena avuto la possibilità ho comprato questa A112, mi ero studiato un po' le caratteristiche. La 58 è una macchina che ha un grande valore proprio perché, come ti dicevo, è una costruzione artigianale, e di conseguenza il valore sale molto di più rispetto alle produzioni industriali. Va tenuta, chi comincia nelle auto storiche deve capire che queste creature sono per noi delle creature, vanno curate, vanno amate e tenute in un certo modo, e credo che dopo tanti anni abbiamo capito la chiave di questa strada da seguire. Qual è il primo consiglio che hai dato a Marco al suo esordio alla Cividale Castelmonte? Innanzitutto di provare tanto, perché lo ha capito, non si inventa niente nelle corse. Le corse sono proprio lo specchietto tornasole di quella che è la preparazione. Una buona preparazione ti dà dei buoni risultati. Non puoi arrivare in un percorso senza conoscere la strada, senza sapere cosa ti aspetta dietro una curva, perché altrimenti salgono di molto i rischi. L'obiettivo è quello di divertirsi, e per diminuire i rischi bisogna provare tanto, cosa che lui ha fatto. La sera prendeva, finiva il lavoro e andava a fare qualche giro su a Castelmonte, fino a che l'ha imparata a memoria, e devo dire che i risultati poi alla fine hanno pagato la sua fatica.
nero per